un 2030 in cui il mondo del lavoro sarà messo a dura prova da questo crollo demografico che si è visto e che è diventato molto più evidente dal 2014 in poi. Si parla di 2 milioni di lavoratori, di potenziali lavoratori in meno in Italia, 150.000 nella nostra regione Veneto e di oltre 24.000, 24.280 per la provincia di Treviso. 24.280 persone occupabili in meno nella Marca Trevigiana, pari al 5,7% del totale. E questa è una delle conseguenze del calo demografico in atto ormai da anni nel nostro paese. È un crollo inedito nella storia del nostro paese che per la prima volta si trova a far fronte a questo calo degli occupabili. È un fenomeno che riguarda sia la fuoriuscita delle persone dal mercato del lavoro, sia il sempre minor numero di bambini che nascono. Se già oggi è evidente in molti settori la carenza di personale con una profonda disparità tra domanda e offerta di lavoro, meno occupati significa anche meno competitività e produttività. E questo scenario potrebbe condizionare pure le Olimpiadi di Cortina Milano del 2026. Richiederebbe 13.000 nuovi occupati, ma farà i conti con 5.000 circa nuovi possibili lavoratori in meno in quei territori. Diventa dunque quanto mai urgente che a livello nazionale, regionale e territoriale si lavori per attuare delle politiche per sostenere la natalità, la permanenza dei giovani nel nostro territorio, per consentire alle donne di coniugare vita familiare e carriera. Siamo probabilmente già in ritardo, dovevamo agire ieri, dobbiamo probabilmente prendere coraggio e agire oggi, non possiamo aspettare domani. Il tema della natalità è una questione centrale, bisogna rilanciarla. Serve però anche attivare dei servizi territoriali di welfare per tutta la popolazione che siano adeguati e appropriati. Deve essere ancora bello nascere, vivere e diventare anziani in questa parte del paese.